Sono 2 anni che siamo in emergenza. Essere in emergenza, vuol dire non avere le ferie, vuol dire, lavorare anche negli ospedali Covid, vuol dire, uno stress lavoro correlato, vuol dire trascurare molto anche, la famiglia. Dopo quasi 2 anni in prima linea, il personale sanitario affronta il secondo Natale, con il Covid che riempie i reparti. L'80% di questi pazienti non sono vaccinati e alla stanchezza dei medici spesso si aggiunge la beffa di essere trattati male da chi, convintamente, rifiuta le cure e i vaccini. Da eroe durante la prima ondata del virus, a capo espiatorio, racconta il dottor Avruscio, direttore di angiologia. Il passo è stato breve, ma l'impegno dei medici, infermieri e OS non si è mai arrestato e si continua a lavorare facendo i conti con la carenza di personale dovuto alle sospensioni di quei colleghi Novax che rifiutano di immunizzarsi contro il Covid. Il vaccino è un'arma fondamentale ed ha effettivamente e sta avendo i suoi effetti positivi, perché se noi paragoniamo questo periodo al periodo precedente, diciamo, dell'anno scorso, in terapia intensiva adesso ci sono circa, non so, 130, 140 persone nel Veneto ricoverate, ma erano oltre 300, 350, quindi i vaccini funzionano. I sanitari padovani poi devono fare i conti anche con gli stipendi più bassi di tutta la regione. Noi se siamo qui e siamo ancora a lavorare, prima, durante, ci saremo anche nonostante tutta questa carenza di organico e ci saremo anche dopo, però vorremmo che fosse, come dire, valorizzata, perché è una questione anche di dignità. Lei pensi che i medici ospedalieri di Padova sono i peggio pagati della regione del Veneto, ma una differenza di 10-15 mila euro all'anno di meno.